Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Palermo in un video l'omicidio di Paolo Taormina, a sparare Gaetano Maranzano, reo confesso, l'attacco conferma il colpo di pistola mortale, il killer ha puntato l'arma anche sulla sorella della vittima e caccia i complici. A Marsala per le continue risse, atti vandalici e incendi dolosi, il sindaco invoca più sicurezza. Siracusa, l'aspetta all'uscita del lavoro e la coltella, arrestato a Canicattini Bagni il 38enne che ha colpito più volte l'ex fidanzata, la vittima è ricoverata in gravi condizioni. È durato oltre 3 ore il vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Renato Schifani a Palazzo d'Orléans. Alla fine è giunta una pace armata sancita da un documento ufficiale. A Catania controlli nel quartiere Cibali su sicurezza alimentare, laboratori in nero e violazioni del codice della strada, sanzioni per oltre 60.000 euro. Ad Agrigento, sub tutela Dei, la mostra che racconta la vita del giudice Rosario Livatino, assassinato dalla Stidia. Calcio, Catania ritemprato alla vittoria sul Giuliano, aspetta in casa la Salernitana per il big match di domenica. Sentimenti opposti in casa Trapani e Siracusa, e Granata ritrova nel gusto della vittoria azzurri sull'orlo del baratro. Bentrovati e ancora buona giornata. L'attacco eseguita sul corpo di Paolo Taormina, il giovane ucciso sabato scorso in piena movida a Palermo, ha confermato che è stato freddato con un colpo di pistola alla testa, circostanza avvalorata anche dalle telecamere della zona che inchiodano l'assassino, reo confesso. Intanto ieri sera oltre 1000 manifestanti sono scesi in piazza a Palermo contro la violenza. Simona Mazzone. Paolo è stato freddato con un colpo di pistola. L'attacco eseguita sul cadavere del giovane ucciso sabato scorso in piena movida a Palermo ha confermato la modalità del suo omicidio. Circostanza tra l'altro ammessa dall'assassino Gaetano Maranzano, fermato dai carabinieri. In casa sua è stata trovata una pistola calibro 9. Ad avvalorare i fatti c'è il video di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l'omicidio in diretta di Paolo Taormina. Un frame inchioda Gaetano Maranzano con la pistola in mano, pronto a sparare anche contro la sorella del 21enne. Oggi il prefetto di Palermo Mariani riceverà una delegazione di CGIL, CISL e UIL e delle associazioni che hanno organizzato il corteo con 1000 manifestanti che ieri sera hanno sfilato per le strade del centro per dire basta alla violenza. Tra loro anche genitori e parenti dei ragazzi uccisi lo scorso aprile nella strage di Monreale. Proprio davanti alla prefettura dove si è concluso il corteo, alcuni manifestanti hanno protestato per l'assenza del prefetto e dell'amministrazione comunale. Mentre domani il sindaco La Galla e il governatore Schifani si recheranno a Roma per essere ricevuti dal ministro Piantedosi sul tema della sicurezza. Dopo l'omicidio, la paura, lo sgomento, la rabbia e forse un sussulto di reazione da parte di tanti palermitani, l'appello alle istituzioni del parroco dello Zen, lo Stato ha perso il controllo del territorio. Lorena Dolci. Questo quartiere è in ostaggio, è letteralmente in ostaggio di un gruppo, e questo io mi dispiace dirlo anche per le mancanze dello Stato che ha preso il controllo del territorio. È l'appello del parroco della chiesa di San Filippo Neri allo Zen, il quartiere da cui proviene l'assassino di Paolo Taormina, ma allo Zen sono cresciuti anche quelli del gruppo della strage di Monreale, uno stigma che il parroco rigetta a nome dei tanti cittadini onesti e lasciati soli. Non è possibile pensare che i cittadini si difendano da soli o possono opporre da soli resistenza a un fenomeno come questo. Ci vuole un'azione più incisiva, se no veramente qua rischiamo di alimentare la mafia con la perdita della credibilità verso lo Stato e con lo strapotere di soggetti che diventano modelli negativi per tanti ragazzi che sono fragili e non capiscono niente. Mentre tanti invocano la presenza dell'esercito, un rafforzamento della polizia, l'ergastolo per gli assassini, c'è chi propone una via di mezzo tra l'emergenza sicurezza e la prevenzione nei quartieri a rischio. È chiaro che non esiste una soluzione che sia dall'uno o dall'altro lato, non si può più rimandare invece un intervento che si rafforzi la cura dell'ordine pubblico e della sicurezza nella nostra città, ma dall'altro lato prevenga questi comportamenti per il futuro. E fa riflettere la frase pronunciata a scuola da un bambino di 9 anni, scuola dello Zen, che additando un altro compagnetto gli dice: ti faccio fare la fine di Paolo Taormina.
Adesso andiamo a Marsala, indagini di polizia e carabinieri per identificare i responsabili di risse, atti vandalici e di un incendio doloso. Il sindaco Massimo Grillo invoca più sicurezza e più controlli. Sentiamo Laura Spanò. La città di Marsala in questo fine settimana è stata coinvolta in alcuni episodi di violenza che si è concentrata in poche ore nel centro storico, una rissa nel cuore della movida, atti vandalici che hanno devastato una decina di auto posteggiate e un incendio doloso all'interno dell'antico mercato. Le fiamme hanno distrutto completamente l'attività di Daniele Crime e della moglie Katia. Polizia e carabinieri sono già al lavoro, sono state già estrapolate dal sistema di videosorveglianza le immagini registrate che sono state messe a disposizione delle forze dell'ordine per identificare con precisione gli autori di questi gesti. Gli episodi che purtroppo hanno caratterizzato il fine settimana della nostra città hanno origine diversa. Io credo che tutto questo consentirà di poter arrivare, speriamo presto, anche a provvedimenti esemplari per quanti hanno commesso questi reati. Non si può far passare l'idea che è soltanto un problema della città di Marsala. Nei giorni scorsi Palermo, Bologna, altre città italiane sono state caratterizzate da problemi di questo tipo. È necessario un efficace intervento da parte delle forze dell'ordine. Marsala era nel mio programma elettorale, per esempio, rivendica da tempo il ripristino del servizio dei falchi della polizia. Aspetta l'ex all'uscita dal lavoro e la coltella. Canicattini, nel siracusano, il tentato femminicidio. La vittima adesso è in gravi condizioni, ricoverata all'Umberto I di Siracusa. Desiree Ferlito. Accoltellata dal suo ex fidanzato appena uscita dalla RSA in cui lavorava. È successo a Canicattì Bagni, in provincia di Siracusa. La vittima, una ragazza di 33 anni, mamma di una bimba piccola, ha trovato il suo aggressore, un 34enne originario di Avola, armato proprio davanti al portone del suo luogo di lavoro. Una sequenza rapidissima, raccontano i testimoni, che non hanno avuto il tempo di intervenire. La giovane è stata colpita da moltissime coltellate sferrate sul volto e su tutto il corpo, e poi le urla disperate e la richiesta di aiuto prima di accasciarsi a terra. Non emergono ancora molti dettagli sulla vicenda, ma pare che l'uomo non si rassegnasse alla fine della loro relazione. La donna, trasportata all'ospedale Umberto I di Siracusa, si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressore, rintracciato poco dopo, è stato arrestato. I carabinieri di Patti hanno arrestato un 33enne di Brolo per estorsione e truffa. Avrebbe ingannato la vittima promettendole un posto di lavoro all'ANAS e l'avrebbe poi costretta con minacce a dargli del denaro. Il racconto della persona raggirata e l'analisi dei tabulati telefonici hanno consentito di incastrare l'indagato, a cui sono stati dati i domiciliari. È durato oltre 3 ore il vertice di maggioranza convocato dal Presidente della Regione Renato Schifani a Palazzo d'Orléans. Alla fine è giunta una pace armata sancita da un documento ufficiale. Sentiamo Manlio Viola. Parola d'ordine, condivisione. D'ora in poi non si farà più nulla che non sia stato prima condiviso da un tavolo al quale siedano tutti i partiti della coalizione. Riparte da qui il centrodestra siciliano dopo oltre 3 ore di confronto a Palazzo d'Orléans. Un vertice di maggioranza, quello convocato dal Presidente della Regione, che alla fine ha dettato i prossimi passaggi per recuperare l'unità dell'intera coalizione. Si parte dall'azzeramento delle liti, bene la gestione d'Aula di Calvagno, bene i risultati di 3 anni di governo, ma d'ora in poi un tavolo tecnico-politico per predisporre la legge di stabilità 2026, nella quale confluiranno anche le cose che non sono state fatte nella finanziaria quater, ma sempre con percorsi comuni e condivisi da tutti. Sì della coalizione all'abolizione del voto segreto, di cui si parla già dalla scorsa legislatura, ma che adesso diventa fattibile avendo la coalizione i voti per modificare il regolamento d'aula all'Ars. A seguire un confronto per valutare anche una riforma elettorale nell'isola. Il tavolo politico tornerà comunque a riunirsi nelle prossime settimane per parlare anche di elezioni amministrative del 2026. Tutto messo nero su bianco in un documento finale nel quale però non si parla di rimpasto e nemmeno di nomine, anche se un altro giro di valzer o almeno la sostituzione di qualche pedina, se non assessoriale, almeno fra la dirigenza generale della regione, potrebbe essere comunque dietro l'angolo o comunque arrivare entro la fine dell'anno.
I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un uomo di 28 anni per detenzione di arma clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. Gestiva una piazza di spaccio nel quartiere di San Cristoforo a Catania. Il giovane, durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto nella sua abitazione una pistola a salve modificata e resa perfettamente funzionante, 14 proiettili di vario calibro e marijuana, oltre a 6.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 28enne è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Sicurezza alimentare, contrasto al lavoro nero e rispetto del codice della strada, controlli della task force coordinate dalla Polizia di Stato tra il centro e il quartiere Cibali a Catania, sanzioni per circa 6.000 euro. Eva Spampinato. Cucine sporche, lavoro nero e carne senza tracciabilità. Oltre 60.000 euro di sanzioni e controlli a tappeto. È successo a Catania, tra il centro storico e il quartiere Cibali, durante il blitz della task force della Polizia di Stato, affiancata dalle forze della Forestale, dell'ASP e della Polizia Locale, che ha passato al setaccio ristoranti, gastronomie, ma anche le strade. Nel mirino un locale di via Garibaldi, dove sono emerse violazioni gravi, alcolici venduti senza licenza, ampliamento abusivo del suolo pubblico, impianti elettrici fuori norma e scarse condizioni igieniche. Il titolare è stato denunciato e multato anche per lavoro irregolare. Situazione analoga in una gastronomia di via San Nicolò al Borgo, celle frigorifere pericolose, carne non tracciata e locali non in regola con la normativa sanitaria. Controlli anche sulle strade, 141 persone identificate, 53 veicoli controllati, confermi e sequestri per guida senza assicurazione o senza patente. Assistenti specialistici nelle scuole di Palermo. Dopo giorni di polemiche e attese, il comune del capoluogo ha convocato la parte del personale che però non risolve interamente l'emergenza. Mancano ancora tanti assistenti igienico-sanitari e continuano ad arrivare video di lamentele dei genitori. Marco Gulla. Ci sono schiarite sulla situazione degli assistenti specialistici nelle scuole palermitane. Il comune ha convocato parte del personale, ma non mancano le polemiche, intanto per i tempi e poi per il numero degli assistenti, insufficienti secondo i sindacati rispetto ai tanti alunni che hanno bisogno, soprattutto per chi ha delle disabilità. Ogni giorno riceviamo testimonianze di genitori che inviano video, che inviano comunicazioni sulla situazione tragica che stanno vivendo i propri figli, i loro figli, sull'assistenza igienico-personale e sulla comunicazione anche. Ed è veramente una situazione veramente drammatica. La convocazione di una parte del personale non risolve interamente l'emergenza. Permane il problema riguarda l'assistenza specialistica igienico-sanitaria. Le segnalazioni arrivate da Palermo e provincia ci hanno spinto a scrivere una lettera al prefetto e siamo stati convocati il giorno 17. Il 14 avremo anche un'audizione all'ARSE per dirimere il problema di assistenza specialistica o assistenza di base che invece spetta ai collaboratori scolastici. E non mancano le lamentele dei tanti genitori. Questa mattina incontro una mamma che mi parla di tutta la sua disperazione. Lei, da quando è cominciata la scuola, da settembre, rimane lì, fuori, ad aspettare di essere chiamata, perché suo figlio ha il pannolino. Si bagna spesso, si sporca spesso, ma nessuno lo può cambiare. Mio figlio continua ad arrossarsi, voglio dire, a infiammarsi nella parte bassa, giustamente perché il pannolino non viene cambiato spesso. Adesso una breve pausa, tra poco. E adesso andiamo ad Agrigento, dove è stata allestita la mostra Sub Tutela Dei, dedicata al giudice Rosario Livatino, ucciso nel 90 dalla STID. Davide Sardo. Un viaggio nella memoria di un uomo giusto che fece della fede la sua forza nella lotta alla mafia. Inaugurata al Palazzo di Giustizia di Agrigento la mostra itinerante Sub Tutela Dei, il giudice Rosario Livatino, dedicata al giovane magistrato ucciso nel 1990 e proclamato beato nel 2021. L'allestimento ripercorre in 4 sezioni la vita, la formazione, il sacrificio e l'eredità spirituale di Livatino attraverso documenti, immagini e contributi multimediali. Il messaggio è quello di una persona che ha vissuto una
vita intensa, una vita in cui tutti i particolari erano curati al massimo, una vita in cui la fede permeava tutte le attività che lui faceva. L'iniziativa nasce per mantenere viva la testimonianza di chi ha vissuto la giustizia come vocazione e servizio alla verità. Emotivamente è molto molto intenso, perché Livatino rientra nelle sue mura dove ha svolto il suo lavoro e attraverso il suo lavoro ha manifestato la sua fede, quindi è una cosa di un'importanza enorme secondo me. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre con ingresso libero e possibilità di percorsi guidati su prenotazione. Un'occasione per riflettere sul valore della legalità e sulla forza silenziosa dell'esempio di Rosario Livatino. E adesso a Ragusa, dove sono state esposte alcune toccanti lettere dei soldati della Seconda Guerra Mondiale, un viaggio tra le parole che raccontano fragilità, legami e l'umanità che resiste anche negli orrori della guerra. Veronica Barbarino. Mia cara Lu, con immensa gioia ti scrivo. Parole semplici scritte a penna su un foglio ingiallito dal tempo. Parole che tornano a vivere oggi nella mostra documentaria Lettere dal fronte, dedicata ai soldati ragusani della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio commovente tra emozioni, paura e speranza. Questo è il racconto della piccola storia, di una storia locale che non è la grande storia, e quindi abbiamo, come dire, l'aspetto strettamente umano che viene fuori. Abbiamo gli affetti familiari in cui il soldato si preoccupa, chiede per le condizioni economiche della famiglia. Abbiamo lettere in cui si parla della condizione di prigionia. Le lettere esposte raccontano la vita dei giovani partiti dalla Sicilia verso l'ignoto. Ogni messaggio scritto con la lingua di tutti i giorni è un frammento di storia. Si caratterizzano per una serie di sgrammaticature. Chiaramente il livello scolastico dei soldati non era particolarmente elevato. Insieme a questo si unisce anche la censura, che va in un certo senso a caratterizzare la sinteticità di queste lettere e la loro ripetitività. Tra quelle righe c'è la voce di un popolo e il ricordo di chi, anche nel buio della guerra, non smise mai di credere nell'amore e nella vita. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Il Catania domenica aspetta la Salernitana per il big match di giornata. Ottimismo in casa rossazzurra dopo la vittoria di Giuliano. Marco Carli. L'obiettivo è stato raggiunto, arrivare al doppio match interno con le rivali dirette rinvigoriti da una vittoria e da una prestazione positiva, anche ottima nel primo tempo. La settimana del big match con la Salernitana di Capomaggio e dell'ex inglese prende avvio dopo il successo di quest'ultima con il Monopoli, con la rete del centrocampista che piaceva al Catania. In attesa di sapere di più sulle condizioni di Ciscerelli, trapela cauto ottimismo, ma vanno aspettati gli esami strumentali e nei giorni in cui se ne saprà anche di più su Torre del Grifo. Tanta carne al fuoco dunque, sul campo c'è l'idea di un Catania che sta diventando consapevole. Il sorriso di Toscano a fine gara e l'invito a divertirsi rivolto ai giocatori rivela la fiducia del momento. Sempre in attesa della miglior condizione di Caturano, Aloi e Rolfini, intanto ci sono allenamenti ancora più utili in funzione proprio della presenza di quasi tutti i giocatori. Insomma, la squadra è pronta al doppio incontro, la classifica recita -4 dalla Salernitana, -1 dal Benevento che nell'ultimo turno ha strapazzato l'Altamura, come ha fatto per certi versi col Giuliano il Catania. La partita dall'alto valore specifico in Campania ha fatto da preludio ai match con le squadre campane più forti. Il Catania è pronto. E adesso parliamo delle altre di Serie C, stati d'animo opposti per Siracusa e Trapani. Granata hanno vinto a Cava dei Tirreni avvicinandosi alla zona play-off. Gli azzurri invece all'8ª sconfitta adesso devono valutare la situazione. Francesco Triolo. Mattinata di riunione in casa Siracusa, la sconfitta contro il Sorrento decisa da una rete di Tursi ha lasciato il segno più che le altre volte, perché la classifica si fa complicata, perché anche i fischi hanno avuto un peso specifico importante e allora è il momento delle riflessioni a 360 gradi. Il presidente Alessandro Ricci e i suoi collaboratori devono studiare la soluzione migliore. Può accadere di tutto dopo il vertice allo Stadio De Simone. La posizione di Turati non può essere salda, ma far ricadere sull'allenatore tutte le responsabilità potrebbe non essere la strada che verrà intrapresa. Fatto sta che dopo l'8ª sconfitta in 9 partite in casa azzurra è atteso
uno scossone per arrivare ad invertire la rotta. Sorride invece il Trapani, Granata vincono a Cava dei Tirreni una partita equilibrata e difficile contro una squadra ostica, arrivando a quota 8 in classifica e iniziando ad intravedere quella zona playoff che senza penalizzazione sarebbe già ad appannaggio della squadra di Aronica. A decidere un rigore trasformato da Fischnaller e concesso per un fallo di Pelamatti su Ciotti e l'episodio che a metà ripresa ha fatto svoltare il match verso il Granata, attesi domenica prossima dalla seconda trasferta consecutiva in casa dell'Atalanta Under 23. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.